Bardolino Verona sempre più travolgente. Le ragazze di Acqua Centropose nel recupero di campionato sommergono di reti anche la Reggiana, terza forza della Serie A, staccando di 3 lunghezze la Torres e aggiudicandosi così il titolo di campionesse d'inverno. In un pomeriggio gelido, Mister Longega recupera Valentina Boni, mentre c'è solamente la panchina per Panico e Magrini. Cristiana Girelli, vice Panico, al 20° riceve un assist perfetto da Valentina Boni, anticipa il portiere Granata in uscita, piazzando un preciso rasoterra in rete. Picarelli, tra i pali in sostituzione della Brunozzi, si supera togliendo dai piedi di Brutti e Sabatino l'occasione per il pareggio. E allo scadere della prima frazione le gialloblu raddoppiano. Questa volta Girelli suggerisce il passaggio per Gabbiadini, che entra in area e trafigge Vicenzi. Nella ripresa non si vede più la Reggiana grintosa ammirata nel primo tempo ed il Bardolino dilaga. Al terzo minuto Gozzi si fa ipnotizzare in area consegnando a Valentina Boni la sfera del 3-0, conclusione ravvicinata che non lascia scampo al portiere emiliano. La fantasista gialloblu, in forse alla vigilia per una distorsione rimediata contro il Milan, si ripete 10 minuti più tardi. La numero 10 raccoglie l'assist dalla sinistra di Barbierato e sigla la doppietta personale con una fucilata rasoterra. Palla al centro e il Bardolino porta a 5 le marcature. Calcio d'angolo pennellato da Boni per la deviazione di prima intenzione del centrale difensivo Roberta Stefanelli al primo gol stagionale. Veronesi che chiudono i conti con le emiliane confezionando la rete del cappotto poco prima della mezz'ora. Contropiede della neoentrata Perobello, Gabbiadini tenta la deviazione volante ma ne esce un appoggio a Tuttino che in equilibrio precario mette dentro la sfera del definitivo 6-0. Si conclude dunque con l'ennesima vittoria e con il primato solitario un 2007 fantastico per i colori giallo-blu del Bardolino Verona, compagine veronese che nell'anno solare ha conquistato scudetto, Coppa Italia e Supercoppa ed è approdata alle semifinali di Champions.